La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio dallo Stadio Comunale di Torre in Padova. Dilettanti Gol e Telecittà vi propongono oggi la sfida fra Torre e Scardovari, gara valida quale quarta giornata di ritorno del campionato di promozione Girone C. Il Torre con 17 punti è reduce da 3 pareggi. Gli ospiti hanno 20 punti e tanta voglia di rivincita dopo il 2-0 con il quale il Torre si era imposto all'andata. Si torna a giocare in una giornata uggiosa dopo 2 settimane di sosta. Il Torre in bianco-azzurro si schiera con Boscaro, Favaron, Manprin, Agostini, Cabrelle, Longo, Bano, Poletti, Galtarossa, De Rossi, Piasentini. A disposizione del mister Enrico Schiavon, De Lazzari, Afritas, Saggionetto, uniti a Mendolara, K, Zampa. L'11 dello Scardovari in giallo-blu si presenta con Finessi, Cavallarin, Turolla, Salvagno, Varagnolo, Rossi, Benazzi, Andreello, Sambo, Corradin, Poncina. A disposizione di Cristian Maestrello, Veronese, Crepaldi, Finotti, Ragone, Mezzapesa, Bergamin, Boscol. Dirige l'incontro il signor Soncin della sezione AIA di Mestre, assistenti Giada e Bazzai. La punizione di Corradin trova la deviazione in angolo del difensore. Al sesto il Torre vicino al gol con De Rossi, anticipato nell'occasione da Finessi. Minuto 14, dalla lunga distanza il destro di Agostini è forte ma fuori bersaglio. Ospiti in pressing costruiscono bene per il tiro di Andreello, Boscaro c'è. Lungo traversone dalla sinistra che supera tutta la difesa, alle stelle il destro di Poletti. È Corradin il più pericoloso, il suo sinistro sfiora l'incrocio. Da calcio di punizione il vantaggio del Torre. Sulla sfera scodellata in area irrompe il capitan Poletti che di piatto destro deposita nell'angolo. Al 37esimo Torre 1, Scardovari 0. Azione da manuale 2 minuti dopo. Poletti riceve sulla destra, controlla palla liberandosi del suo marcatore diretto, rimessa al centro dove Galtarossa si fa trovare puntuale e insacca. Torre al raddoppio. Il contropiede dello Scardovari è pericoloso. Benazzi si defila e scocca un destro su cui Boscaro salva di piede. Si va all'intervallo sul 2-0 per il Torre. Con le immagini passiamo al secondo tempo. 16esimo, gli ospiti cercano l'azione in velocità, ma Poncina non finalizza con precisione. Azione da applausi per il Torre a centrocampo, De Rossi va al tiro, ma Finessi è ben piazzato. Corradin dai 30 metri, ottimo Boscaro, si allunga e devia in angolo. Punizione dal limite, Poletti si inserisce a colpire di testa, sfiora ma l'ultimo tocco è di Salvagno che infila la propria porta. Al 77esimo Torre 3, Scardovari 0. Lasciato troppo libero, Turolla di testa non è perentorio e Boscaro si dimostra attento. Minuto 44, sorprende tutti il gol dello Scardovari, anche perché a gonfiare la rete è Agostini in una sfortunata deviazione aerea sul 7 della propria porta. Dopo 3 minuti di recupero, Soncin manda tutti negli spogliatoi. Risultato finale, Torre 3, Scardovari 1. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Mauro Pezzolato, direttore generale dello Scardovari.
All'andata fu 2-0 per il Torre, oggi non è andata meglio. È la bestia nera dello Scardovari? Ma penso proprio di sì, anche perché la vittoria di oggi è strameritata. Noi abbiamo sbagliato partita, abbiamo sbagliato approccio fin dall'inizio e l'epilogo finale, diciamo, è il giusto risultato per i meriti dimostrati in campo dal Torre. Avevate chiuso il girone d'andata con una vittoria, ma al ritorno non siamo concreti. Allora, abbiamo chiuso bene il girone d'andata. Secondo me, con i punti che la nostra squadra ha meritato sul campo, siamo convinti di avere una buona squadra. Purtroppo le ultime 4 partite abbiamo preso solo 2 punti, 2 pareggi e questo ci ha relegato un po' nei bassi fondi della classifica. Noi però siamo fiduciosi perché siamo convinti di avere un buon gruppo, di avere una squadra giovane che di fronte magari a certe difficoltà come oggi può come dire, non trovare il giusto approccio, però siamo convinti che il materiale che abbiamo, le potenzialità di questa squadra può uscirne, non dico facilmente, con qualche difficoltà, ma può uscirne sicuramente dall'impasse che si è creato nelle ultime partite. Quindi salvezza possibile? No, non voglio dire sicura, ma io ci credo in pieno alla salvezza. Secondo me abbiamo una squadra da poter benissimo fare un campionato da mezza classifica in su. Abbiamo delle potenzialità perché abbiamo giocatori come Salvagno, come Varagnolo, come Turola che hanno esperienze in categorie superiori. E abbiamo forse fra i migliori giovani del girone Manuel Andreello, Sambo, Marco, Corradin Mattia, Kevin Benazzi. Abbiamo giocatori di grande qualità dal mio punto di vista. È ovvio che la squadra è stata improntata non per far benissimo quest'anno, ma sicuramente abbiamo una squadra che per 2 o 3 anni può fare sicuramente bene in questo girone, in questo campionato. Siamo con Enrico Schiavon, mister del Torre. Allora, girone di ritorno sicuramente positivo, un prezioso pareggio la settimana scorsa con l'Adriese, oggi una netta vittoria. Sì, diciamo che la squadra sta decisamente affrontando il girone di ritorno in maniera ottimale, abbiamo un ottimo gruppo, devo dar merito ai ragazzi che veramente si stanno compattando per riuscire a ottenere il prima possibile la salvezza. Dobbiamo anche tenere presente che noi siamo una squadra molto giovane, è stato cambiato molto in estate e adesso i risultati stanno arrivando. Con i 20 punti di oggi avete lasciato dietro qualcuno o comunque avete raggiunto lo Scardovari? Sì, purtroppo in questo momento la classifica non la guardiamo, cerchiamo di portare a casa il più possibile anche perché il cammino per la salvezza è ancora molto lungo. Ci credi concretamente, Enrico? In modo assoluto. La società è con voi? Assolutamente, la società è molto vicina, siamo molto contenti per questo, stiamo crescendo un po' tutti, l'ambiente adesso c'è un po' di entusiasmo anche perché i risultati iniziano ad arrivare. Fabio Tronchetti, presidente del Torre. Non faccio domande, lascio il microfono aperto per un commento sulla gara di oggi e sul campionato che state vivendo. Allora niente, è il primo anno che facciamo la promozione, oggi ho visto una bella partita e ho visto anche uno Scardovari estremamente aggressivo, abbiamo avuto fortuna a sbloccare il risultato in 1-2 e dopo la partita è diventata per noi più facile e per voi più difficile. Ho visto il secondo tempo, la prima mezz'ora, un buon Scardovari che ci ha messo un po' alle corde e per fortuna è venuto il terzo gol che dopo insomma la partita si è più o meno conclusa. Bene, noi avevamo bisogno di questo risultato, credo che dovremo lottare assieme fino alla fine. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia e supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.